spiaggia che cade. Come vengono le resistenze, che motivazioni ci sono. Dico, anche in questi giorni rispetto agli incendi ci vogliono i tempi per fare le analisi ovviamente, però l'impressione è che questi tempi siano effettivamente troppo lunghi rispetto a quello che succede e all'esigenza delle popolazioni di avere notizie. Partiamo subito da questo episodio perché ovviamente quando parliamo di bonifiche parliamo di suoli e acque sotterranee contaminate, però l'aspetto della qualità dell'aria è sicuramente quello che dà maggiore visibilità. Sì, purtroppo i risultati sono arrivati con estremo ritardo. Di alzare un po' il tono della voce perché non è un microfono, cioè non è un amplificatore. Le dico solo questo, allora la sostanza più pericolosa che si sprigiona in questi casi è la diossina, e in assoluto è la sostanza più cancerogena, basta un copertone bruciato per sviluppare diossina. Il famoso Seveso che ha fatto scuola, per cui vi dico solo che per poter fare le misurazioni noi abbiamo dovuto aspettare che ci arrivasse lo strumento da Catania e da Ragusa, perché qua a Siracusa non ce l'avevamo. Fatte le misurazioni poi abbiamo dovuto portare i campioni a Palermo per le analisi. Quindi capite bene, già questo vi dà un'idea del ritardo che purtroppo credo i primi report sono usciti dopo 5 giorni, quando invece in altre app, vedi quello che è successo a Roma, l'incendio che c'è stato a Roma, già dopo 24 ore si avevano i risultati. Carenza di organico, dico solo che io e una collega, adesso negli ultimi anni se ne sono aggiunti altri, però sino al 2020 io e una collega seguiamo contemporaneamente il SIN di Priolo e quello di Gela, sia a livello di istruttorio, cioè seguire tutti i progetti presentati dalle vere aziende e seguirne l'iter istruttorio, ma anche andare a prelevare i campioni. Parliamo di 700 campioni l'anno tra Priolo e Gela in 2 persone, quindi questo credo che già siano dei numeri che dovrebbero fare riflettere. Allora, il SIN di Priolo è in assoluto il più vasto d'Italia. Assordante, l'assenza della politica, l'assenza di una politica locale, regionale, di una deputazione, cioè l'assenza dei decisori politici di tutto ciò che avete ascoltato fino a questo momento, io credo che la dice lunga sulla qualità, diciamola così se vogliamo usare un eufemismo, un po' della nostra classe dirigente e di ciò che questo territorio esprime da questo punto di vista, perché poi quel gioco dell'oca, mi permetta dottor Farina, che mi pareva di cogliere nelle cose che lei diceva a proposito, dentro subito sul tema delle bonifiche che partono, si fermano, tornano indietro, i carotaggi, si allarga il perimetro dell'area, si restringe, come dire, è un aspetto direi quasi grottesco rispetto alla gravità di ciò che questo territorio sta vivendo. Allora mi colpiva molto quando nell'introduzione fatta da Alice, mi pare, la portavoce, si rimarcava il tema della ecogiustizia subito, che è un tema, al di là del fascino linguistico, è un tema che ha dentro molti aspetti sociali e politici, lo dico politico nel senso forte, alto del termine, perché noi qui siamo in un luogo, in un territorio che è simbolo della contraddizione che si vive fra sviluppo e devastazione ambientale, fra ricchezza prodotta e povertà, fra lavoro creato e oggi salute perduta. E questo è un po' la contraddizione che vive un territorio di questo genere. Quindi quando noi pensiamo di parlare di giustizia, di coniugare giustizia ambientale da una parte, e cioè che chiunque inquina paghi, e cioè che chi inquina non può restare impunito, con la giustizia sociale dall'altro lato,
noi abbiamo un problema enorme, perché se intere comunità da molti decenni vivono in territori contaminati, respirano veleni, mi perdonerà il Presidente se quelli che eufemisticamente chiamiamo molestie olfattive non sono episodi, c'è una statistica ben precisa con momenti della settimana, fine settimana, con orari precisi. E se si vive una situazione di questo genere, coniugare insieme giustizia sociale e giustizia ambientale è un problema. Noi dobbiamo vivere il nostro contesto liberamente, come stiamo facendo stasera, che non c'è la molestia olfattiva, quindi la popolazione non se le sogna le molestie olfattive. Quindi quando c'è e non deve avvenire, quindi voi dovete metterci tutto l'impegno affinché il territorio non subisca la molestia olfattiva. Poi un'altra cosa, e mi collego anche all'incidente dell'Ecomac, noi abbiamo chiesto alle istituzioni che mancano, soprattutto all'ultimo incontro con ARPA Sicilia fatta a Palazzo di Città d'Augusta, abbiamo chiesto che le centraline che sono nella zona industriale vengono inserite nel piano di vigilanza, perché il dato che viene fuori poi a fine anno non vengono considerati quegli sforamenti, soprattutto di benzene nella zona San Cusumano, che ci sono sempre anche senza l'incendio dell'Ecomac. Quindi se le istanze dei cittadini poi non vengono accettate, perché quelle centraline devono essere escluse dal piano di vigilanza e quindi dal dato poi finale che viene fuori? Inseritele e quindi vediamo poi se i dati sono così confortanti, che non lo sono, perché noi il report di ARPA Sicilia ce li leggiamo. Non è tutto nella norma, cioè non facciamo passare messaggi che non sono, perché dobbiamo essere onesti prima di tutto. E poi le bonifiche. Quando avete sentito voi parlare un'istituzione di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa di bonifiche? Io questa parola non l'ho mai sentita in bocca ai sindaci, mai. Quando le hanno richieste l'ultima volta le bonifiche? Hanno interesse a fare le bonifiche nel territorio, e poi ovviamente ognuno con le proprie competenze, le istituzioni, Confindustria, Ministero, ma l'istanza deve venire dal territorio. Se un sindaco non si preoccupa, che vive in un sito di interesse nazionale e che quindi deve richiedere le bonifiche per i propri cittadini, ma di che cosa stiamo parlando? Dove sono stasera? Stiamo parlando proprio che questa campagna infatti è partita proprio per quello certo, che stai dicendo tu. Certo, Perché dove sono i sindaci stasera? Sono anni e anni di strapotenza. Esisteremo perché i sindaci siamo. Un'altra cosa, io l'altra sera ho ricevuto un messaggino da un gruppo di universitari che sta facendo uno studio sul territorio e mi ha chiesto se esiste un piano di riconversione. Abbiamo un piano di riconversione? Non abbiamo né un piano industriale né un piano di riconversione, quindi dobbiamo pianificare e dobbiamo fare i piani e sui piani ovviamente sviluppare una nuova economia, perché altrimenti noi torneremo qui non si sa quante volte a parlare di questo argomento. È quello che si è detto stasera. Poi naturalmente Comunque, posso dirti una cosa? Qua in questa bandiera non c'è scritto non ci fermeremo mai. No, ma io vi ringrazio. E continueremo a non fermarci. Vi ringrazio perché vi ringrazio.